Seconda prova della Challenge Antonio Cibei, l'insieme delle gare riservate alla categoria juniores dopo il circuito della Madonnina, corso il giorno di Pasquetta, è la volta della 68esima Coppa Primo Maggio. Siamo a Ponzano per la gara che quest'oggi assegnerà anche il titolo di campione regionale ligure. E appunto stiamo vedendo le fasi preliminari, saranno 78 gli atleti al via dei 97 iscritti in una giornata piovosa, almeno nella prima parte, poi per fortuna almeno la pioggia ha dato tregua ai partecipanti, anche se la strada è rimasta sempre piuttosto bagnata. Appunto fasi preliminari, andiamo a ricordare le squadre che sono al via. Aperto le iscrizioni la Casano, poi la Romagnano Guerciotti Mamis Café, la Vigor Cycling Team, l'Esperia Petalo, il team Mamma e Papà Fanini, il Velo Club Empoli, la Willier Triestina Selle Italia, la Biringhello Bike Infinity, la Zero Quadro e la BC 2000 Borgo Manero. Questo è il lotto dei partenti, quindi ovviamente squadre non solo liguri, ma saranno solo quelli che hanno l'affiliazione nella regione a poter partecipare all'assegnazione della maglia di campione regionale. Discorso a parte sia per quanto riguarda la gara specifica che la challenge. Ricordiamo poi che la challenge, oltre al titolo proprio del vincitore in generale, assegna anche la maglia per il Gran Premio della Montagna e quello per i traguardi volanti, quindi un insieme di traguardi intermedi predisposti proprio dagli organizzatori per animare proprio lo svolgimento delle gare. Tutto pronto per quanto riguarda la partenza. Adesso avremo la partenza ufficiosa, faremo un piccolo tratto di trasferimento fino alla partenza ufficiale. Abbiamo visto anche il presidente provinciale per quanto riguarda il comitato di La Spezia, Maurizio Taddei, con tutti i servizi che si stavano predisponendo, dalle staffette ai servizi informazione e quant'altro, e quindi come detto ci stiamo muovendo verso la partenza ufficiale, con la direzione gara affidata a Mauro Spadaccini e la vice direzione a Salvatore Gentile. E visto che ci siamo, andiamo a ricordare anche il collegio di giuria presieduta da Letizia Palma, con il componente Andrea Camoriano, il componente in moto Simone Marin e il giudice di arrivo Chiara Lori. Un bel successo quindi, 78 atleti alla via in un periodo di gare molto intenso per la categoria juniores. Praticamente hanno corso più di una volta a settimana, 2-3 volte a settimana, visto che essendoci vari giorni di festa era loro previsto e permesso, e quindi partenza ufficiale avvenuta, e come abbastanza consuetudine per quanto riguarda la categoria juniores, partenza subito veloce. Andiamo a ricordare il percorso che dovranno affrontare questi ragazzi, piuttosto impegnativo. Appunto la partenza da Ponzano, quindi Albiano, Ceparana, Follo, Ponte di Madrignano, via Genova, Ceparana, e poi ancora Ponte di Madrignano via Genova, con il Gran Premio della Montagna a Vezzano Ligure, un primo passaggio da Vezzano Ligure, quindi Fornola, Arcola Ponte, Sarzana, il traguardo volante a Ponzano, proprio al passaggio dalla zona arrivo, quindi Albiano, Ceparana, la salita che è valevole anche per la challenge, molto impegnativa, di Sorbolo, quindi Bottagna, Buon Viaggio, ancora una volta la salita verso Vezzano Ligure e poi l'arrivo a Ponzano dopo 105 km. Quindi un bel chilometraggio e anche bella impegnativa il percorso che dovranno affrontare i ragazzi. Come detto, una prima parte un po' funestata dalla pioggia, poi comunque nella seconda parte si è rimesso al bello, almeno per lo svolgimento delle fasi salienti della gara. Appunto avvio veloce con alcuni attacchi subito ad inizio di gara, con gli atleti della Casano che si sono messi in luce insieme anche a quelli della Romagnano. Adesso altri corridori stanno provando a riportarsi su questo tentativo, però che per il momento ha un vantaggio minimo nei confronti del gruppo, che non sembra intenzionato a lasciare andare questa fuga, visto che, come vediamo, sembra mantenersi piuttosto a misura di sicurezza da chi si trova al comando. Infatti praticamente si ricongiunge il gruppo, quindi possiamo parlare sostanzialmente di gruppo compatto.
32esimo chilometro di gara e si è formato sulla testa un tentativo di una decina di unità che per il momento hanno un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti degli immediati inseguitori. Andiamo a vedere chi sono questi atleti che compongono la testa della corsa. Con il dorsale 25 Nicolò Ferrero della Vigor Cycling Team, poi con il dorsale 23 Federico Marchi della Romagnano, con il 53 Matteo Parola dell'Esperia Petalo, poi ancora con il numero 85 Andrea Bauccio della Biringhello, con il numero 19 Diego Sergianpietri della Romagnano, con l'88 Luca Colnaghi della Biringhello, con il 92 Simone Ascheri della Zero Quadro, col dorsale 61 Lorenzo Grandi del team Mamma e Papà Fanini, con il 78 Andrea Pancrazzi della Wilier Triestina e con il numero 5 a chiudere quel tentativo era Alessandro Michelucci della Casano. Alle spalle, come abbiamo detto, il gruppo è segnalato a una trentina di secondi di ritardo. Questo appunto è il gruppo che comunque si mantiene, come si suol dire, a una distanza abbastanza di sicurezza nei confronti del tentativo che abbiamo appena ricordato dei 10 atleti al comando. Sono gli atleti della Biringhello e della Romagnano che, come dire, fanno buona guardia per quanto riguarda il tentativo sulla testa. Adesso siamo all'inizio della prima asperità di giornata, il Gran Premio della Montagna verso Vezzano Ligure, quindi la strada inizia a salire sotto le biciclette dei ragazzi, con Simone Ascheri della Zero Quadro che si è posto davanti a fare l'andatura, a mantenere una velocità piuttosto controllata, anche se, come vediamo anche da queste immagini, già le prime rampe della salita cominciano a mettere in difficoltà alcuni atleti che facevano parte di questo tentativo di 10 unità che almeno all'ultimo rilevamento tempi avevano 30 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Un tentativo piuttosto ben rappresentato, il primo a fare le spese dell'andatura fatta da Ascheri e Ferrero della Vigor. Eccolo qua appunto che transita leggermente attardato nei confronti della testa della corsa, e poi transita anche con i dorsali 85 Bauccio, anche lui faceva parte della testa, e questo appunto è il gruppo che più o meno si mantiene sempre alla stessa distanza per quanto riguarda il ritardo dal tentativo sulla testa. 27 i secondi di ritardo del gruppo nei confronti appunto della fuga. Gruppo comunque che continua ad essere sempre piuttosto numeroso, anche la formazione dell'Esperia che sta facendo la sua parte sulla testa della corsa. Esperia Petalo, Romagnano, Casano e Biringhello, più o meno sono queste le formazioni che per il momento si stanno impegnando nel fare l'andatura sul gruppo. Probabilmente è un'andatura, diciamo, piuttosto controllata, perché ognuno di queste squadre hanno qualcuno sulla testa della corsa. Siamo all'altezza del Gran Premio della Montagna proprio di Vezzano Ligure. Il primo a transitare è stato Diego Sergianpietri della Romagnano davanti ad Alessandro Michelucci della Casano, e terza posizione per il numero 88 della Biringhello e Luca Colnaghi. Questo poi è il passaggio del gruppo che praticamente ha recuperato la testa della corsa. Possiamo parlare di un gruppo compatto, magari allungato, e sicuramente la discesa che consegue ovviamente alla salita servirà proprio a, come dire, a ricongiungere la testa della corsa. Ci stiamo avvicinando al traguardo volante, al chilometro 52, quello più o meno posto all'altezza dell'arrivo, con questi due atleti che si sono sganciati dalla testa della corsa. Col dorsale 48, eccolo qua il traguardo volante che se lo aggiudica l'atleta della Romagnano Tiziano Guglielmi, davanti appunto al dorsale 48 il portacolori dell'Esperia Petolo Andrea Tibaldi. E questo tentativo a due che si è formato praticamente nel tratto di discesa in seguito alla salita di Vezzano Ligure, e quindi questi due atleti si sono avvantaggiati, e intanto Guglielmi si è preso anche il traguardo volante appunto messo in palio dall'organizzazione, che servirà poi anche per quanto riguarda la classifica speciale dei traguardi volanti della Challenge Antonio Cibei. Il gruppo intanto alle spalle dei due atleti al comando
è segnalato a 20 secondi di ritardo. Federico Marchi della Romagnano a fare era Federico Marchi della Romagnano a fare l'andatura, adesso fasi di studio tra i ragazzi. Intanto vediamo una bicicletta piuttosto particolare che avrà tipo una ventina di posti, e ci hanno assicurato che era funzionante. Non so quanto poteva essere agevole fare le curve con quella bicicletta, poi l'hanno messa come decorazione su quella rotonda che probabilmente era un pochino più agevole. Si è ricompattata la testa della corsa quando siamo al 65esimo chilometro di gara. Adesso è la formazione della Casano a fare l'andatura, quindi siamo già oltre la metà gara, con vari tentativi, come dire, nella prima parte, ma niente di particolarmente significativo. Infatti il gruppo adesso è compatto e adesso c'è un po' lo spauracchio di questa salita, la salita del Sorbolo, che è iniziata proprio in questo momento, una salita veramente dura che non lascia respiro se non nella parte finale, 4 km che tendono tutti a salire, ed è ancora l'atleta della Casano, Dennis Dova, che ha preso l'iniziativa proprio sulle primissime rampe della salita di Sorbolo, con i suoi compagni di squadra che fanno buona guardia, ma anche da questa immagine si vede, da questo tornante, quanto può essere difficile questa salita. Continua a spingere, continua a insistere nella sua azione Dennis Dova, l'atleta della Casano, che ha 6-7 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, che per il momento, almeno sulla testa, si mantiene compatto. Molto probabilmente nelle retrovie ci sarà già un po' di selezione. Intanto praticamente il gruppo si ricompatta, con Matteo Sasso, il compagno di squadra di Dova, che è il primo a riportarsi sul compagno, ma appunto possiamo parlare di gruppo compatto. Finisce il lavoro di Dova sulla testa della corsa e comincia quello di Sasso, con appunto una Casano che ha deciso di affrontare la salita di Sorbolo con una bella convinzione, imprimendo un bel ritmo, un bel passo, e qui vediamo anche la determinazione degli atleti, compresi anche quelli dell'Esperia Petalo, che si stanno ben comportando in questa gara. Ricordiamo che questo è valevole anche come campionato regionale, appunto per quanto riguarda la Liguria, e qui siamo ancora sul tratto di salita e attacca col dorsale 88 Luca Colnaghi della Biringhello, secondo la scorsa settimana a Turano, dopo averla vinta l'anno prima. Sta sicuramente attraversando un buon periodo di forma Luca Colnaghi, che è già arrivato alla vittoria in questo inizio di stagione del 2017, e con questo scatto comincia già a avere un discreto vantaggio. Ovviamente c'è da fare un ringraziamento al comune di Santo Stefano Magra, al bar Giamaica, alla Castagna Escavazioni e alla banca di credito cooperativo Versilia Lunigiana e Garfagnana, a tutti coloro che hanno reso possibile questa prova e non solo. E con una rapida occhiata a quella che è la situazione alle spalle di Colnaghi, vediamo che ha un certo margine l'atleta della Biringhello, che adesso si alza sui pedali per rilanciare l'andatura, e questa curva verso sinistra gli permette anche di lanciare un'occhiata alle sue spalle per capire com'è la situazione. E comunque sicuramente da sottolineare questa azione di Colnaghi, che una volta rintuzzati i vari tentativi della formazione, soprattutto della Casano, se n'è andato tutto solo. Alle spalle è il gruppo, o quello che ne rimane della testa del gruppo, con Manfredi a fare l'andatura, l'atleta della Romagnano, prossimo ormai a partire con la nazionale per la Coppa della Pace. Quindi eccolo qua Manfredi con alla sua ruota e l'atleta della Esperia, che appunto non si scrolla dalla ruota di Manfredi. Lunga fila indiana per il gruppo, il seguitore alle spalle di Colnaghi, che ovviamente sentono anche la strada, che e si vede anche da queste immagini, la strada che continua inesorabilmente a salire, così come lo continua a fare per il battistrada Luca Colnaghi, sul quale ci siamo riportati. Rimane nell'arco dei 15 secondi il vantaggio di Colnaghi, adesso anche Di Fresco a seguire le gesta dei ragazzi, e ovviamente Colnaghi non rientra un po' nella sua giurisdizione, però comunque ci sono ragazzi toscani che sicuramente saranno visionati dal selezionatore della regione toscana per quanto riguarda la categoria juniores. Si libera del peso
e del caldo del giubbottino Colnaghi, e continua a salire verso il Gran Premio della Montagna. Rilancia l'andatura. Luca Colnaghi, lo ricordiamo, un po' rammaricato a Turano per il secondo posto, aveva un po' accarezzato il sogno del bis, ma non è sicuramente da buttare la sua prova. In 2 anni di Turano ha saputo cogliere un primo e un secondo posto, quindi è sicuramente da sottolineare questa prova. Alle spalle dell'atleta della Biringhello si era formato un drappello che ce l'ha fatta a recuperarlo, infatti qua lo vediamo Colnaghi che è in seconda posizione e su di lui sono rientrati con il dorsale 92 Simone Ascheri della Zero Quadro, con il 36 Gabriel Parola della Vigor, con il numero 18 Tiziano Guglielmi della Romagnano e con il numero 8 Walter Ghigino della Casano. Quindi si è formato questo drappello quando siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, ma gli immediati inseguitori non sono lontani. Prima con una rapida occhiata abbiamo visto che erano abbastanza vicini anche il drappello degli inseguitori, quantificato in una decina di secondi, e infatti Ascheri non si sente sicuro e continua a voltarsi per capire com'è la situazione. Intanto si porta decisamente al comando Ascheri, con Colnaghi che fiuta il pericolo in questo tornante verso sinistra, e quindi questo è il drappello dei 5 che si è formato al comando quando appunto ormai siamo in vista del Gran Premio della Montagna. Questi sono gli immediati inseguitori, un drappello piuttosto numeroso che sta provando a riportarsi sulla testa della corsa. Ovviamente è una salita piuttosto impegnativa, quindi bisogna anche saper dosare le forze, perché poi potrebbe essere importante che poi manchino queste forze. Riconosciamo appunto questi atleti che stanno affrontando nel proprio passo questo tratto di salita. Appunto, come detto, è minimo il loro ritardo dagli atleti che si trovano al comando, una decina di secondi. Quindi abbiamo tra questi atleti che stanno inseguendo Michelucci della Casano, poi con l'84 Sacchi della Biringhello, con il 17 Manfredi della Romagnano, con il 45 Enrico dell'Esperia Petalo, con l'89 Garibbo della Biringhello, con il 48 Tibaldi dell'Esperia, con il 20 Matteucci della Romagnano, con il 95 Carrò della Zero Quadro, con il 22 Marouane della Romagnano, con il 33 Cerato della Vigor, e questi sono appunto gli atleti che stanno provando a riportarsi sulla testa. Noi risaliamo verso appunto la testa della corsa, perché intanto 2 atleti stanno per ricongiungersi ai 5 che già erano al comando, quindi a breve avremo 7 atleti al comando, e sono Sacchi della Biringhello insieme a Michelucci della Casano che sono i primi a riportarsi sulla testa della corsa. Intanto vediamo appunto la pioggia che ha fatto i suoi ha messo le sue difficoltà ulteriori sulla strada dei ragazzi. Appunto ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna, e oltre ad aver fatto questa salita piuttosto impegnativa, lunga e arcigna, poi ci sarà anche la successiva discesa che sarà anche piuttosto complicata, quindi davvero difficoltà su difficoltà, con gli immediati inseguitori che si stanno un po' allungando alle spalle della testa, ma che praticamente stanno rientrando. Intanto c'è stato il Gran Premio della Montagna che se l'è aggiudicato Ghigino della Casano davanti a Gabriel Parola della Vigor, e in terza posizione è transitato Colnaghi della Biringhello. Appunto adesso siamo nel tratto di discesa e vediamo con quanta circospezione giustamente affrontano questi tornanti in discesa i ragazzi. Intanto foratura per Manfredi e il suo compagno di squadra si ferma prontamente a cambiargli la ruota. Poi comunque c'era il servizio del cambio ruote che ha fatto il suo lavoro, e quindi comunque difficoltà ulteriore per Manfredi in discesa, che comunque ha in questo terreno, tra le altre cose, uno dei suoi terreni di elezione. 78esimo chilometro di gare, c'è un atleta solitario al comando, è Walter Ghigino della Casano che si è aggiudicato appunto il Gran Premio della Montagna, e quindi ha insistito nella sua azione, si è un po' avvantaggiato nel tratto di discesa. Eccolo qua l'atleta della Casano adesso che in qualche modo
riuscito a rifiatare nel tratto di discesa, adesso cerca appunto di mettere più strada possibile tra lui e gli inseguitori per cercare di fare qualcosa di buono quest'oggi. Continuiamo a ringraziare la Versil Gas e l'officina meccanica di Massimo Meoli, come il comune di Santo Stefano Magra e la Castagna Escavazioni. Alle spalle dell'atleta della Casano a 30 secondi abbiamo questo drappello piuttosto numeroso, in un certo senso lo possiamo considerare il gruppo, infatti vediamo comunque varie le società rappresentate e abbiamo anche le macchine, questo vuol dire che hanno un certo margine. Poi ci sono anche altri atleti alle spalle, ma noi ci siamo concentrati sul vivo della gara. Alle spalle quindi di Ghigino abbiamo col dorsale 82 Mattia Ro della Biringhello, con il 35 Pietro Locco della Vigor, con il 33 il suo compagno di squadra Vittorio Cerato e anche con il 36 Gabriel Parola. A proposito di Parola, va ricordato che proprio il giorno precedente ha vinto la terza prova del Tour PACA in Francia e quindi sicuramente un buon periodo di forma anche per Parola. Poi ancora tra gli inseguitori abbiamo Tiziano Guglielmi della Romagnano, poi con il numero 88 Colnaghi della Biringhello, con il numero 20 Matteucci della Romagnano, con l'84 Sacchi della Biringhello e anche il suo compagno di squadra Garibbo, con il 92 Ascheri della Zero Quadro, con il 45 Enrico dell'Esperia, con il 5 Michelucci della Casano e con il 48 Tibaldi dell'Esperia. Un veloce elenco per capire chi sono gli atleti che si trovano nel vivo della corsa. Adesso siamo nuovamente in salita verso Vezzano Ligure, per la seconda parte c'è sempre al comando Ghigino, che però sta per essere ripreso da un atleta della Biringhello, eccolo qua che si sta avvicinando, e ancora una volta Colnaghi, quindi si forma questa coppia al comando. Colnaghi che già aveva provato ad andarsene nella salita di Sorbolo e adesso ancora una volta quando la strada comincia a salire si pone decisamente al comando, riprende Ghigino, ma l'impressione è che lo lasci sul posto e continui del proprio passo, e infatti è così. Ghigino evidentemente ha anche un po' finito la sua riserva d'energia. Con la rapida occhiata alle spalle abbiamo visto che anche un altro atleta stava provando a riportarsi sulla testa, quindi si volta Luca Colnaghi, l'atleta della Biringhello, ma sta veramente dimostrando di attraversare un buon periodo di forma, l'atleta della Biringhello, che praticamente in una settimana 10 giorni ha fatto vedere cose molto interessanti in questo inizio di 2017. Si mantiene all'inseguimento di Colnaghi Ghigino della Casano, che veramente adesso sta dando tutte le riserve di energia che gli sono rimaste nel suo serbatoio per provare a riprendere l'atleta della Biringhello. Lo vede a poche decine di metri, quindi è un importante riferimento per l'atleta della Casano, ma anche dalla sua andatura un po' scomposta vediamo che forse le energie rimaste non sono poi tante. Lasciamo andare anche Ghigino per capire com'è la situazione. Altri tre atleti che si stanno impegnando per recuperare la testa della corsa, e quindi andiamo a cercare di capire chi sono gli atleti che stanno inseguendo. Col dorsale 48 Andrea Tibaldi dell'Esperia Petolo, con il 92 Simone Ascheri della Zero Quadro e con il 36 Gabriel Parola della Vigor. Questi tre atleti che ormai hanno messo Ghigino nel mirino. Alle spalle a 30 secondi quest'altro drappello dove Manfredi è riuscito a rientrare dopo la foratura, e anche altri atleti si è un po' rinfoltito questo drappello. Comunque sono soprattutto gli atleti della Romagnano che si stanno impegnando, visto che non hanno nessuno davanti, e quindi ovviamente stanno cercando di recuperare il terreno perso, visto che Manfredi comunque può contare ancora una volta sul suo compagno di squadra. Dovrebbe essere Marouane, se non andiamo errati, l'atleta che sta aiutando Manfredi, così come che era quello che si era fermato per potergli dare la ruota. Siamo in vista del Gran Premio della montagna. Intanto Ghigino è stato ripreso dagli altri tre atleti, quindi alle spalle di Colnaghi si è formato questo quartetto che si è ricompattato con Tibaldi dell'Esperia Petolo a chiudere appunto Ghigino. Poi risaliamo con Parola e ovviamente Ascheri, l'atleta della Zero Quadro. Li lasciamo per vedere proprio in tempo Colnaghi, che si è aggiudicato il Gran Premio della montagna, ma non molla. L'atleta della Biringhello continua ad insistere
anche perché una volta terminato il tratto di discesa mancheranno meno di 10 km alla conclusione, quindi questo è un po' il momento di cominciare a fare sul serio con Colnaghi che affronta queste curve in discesa con circospezione ma in modo bello convinto, perché sa che potrebbe essere anche questo il terreno che può fare la differenza. Intanto alle spalle sul Gran Premio della Montagna è transitato in seconda posizione Walter Ghigino della Casano e in terza posizione Gabriel Parola della Vigor. Eccolo qua intanto Colnaghi che rimane solitario al comando e adesso la strada comincia a spianare, come si suol dire, terminato il tratto di discesa, quindi è un terreno un po' più favorevole per cercare di sviluppare velocità, ed ecco la situazione alle spalle. Si sono un po' disuniti gli inseguitori con Ascheri e Ghigino, mentre Parola si sta quasi per riportare su questo tandem che si è formato all'inseguimento di Colnaghi. 15 secondi il ritardo per questo drappello, appunto passa anche Parola che va ad accodarsi e poi via via tutti gli altri con Michelucci della Casano. E poi l'atleta dell'Esperia dovrebbe essere Tibaldi, infatti è così, quindi un quintetto che si è formato alle spalle di Colnaghi, segnalato appunto a 15 secondi di ritardo. Siamo a circa 7 chilometri dalla conclusione, i distacchi sono veramente minimi, quindi ancora è tutto possibile, anche perché lo ricordiamo poi l'arrivo è in leggera ascesa, non sono salite come quelle che hanno affrontato nell'arco di tutto questo 68esima Coppa primo maggio, però comunque al termine dei 100 e più chilometri che hanno percorso, dove fare anche questo arrivo in leggera ascesa può davvero mettere in difficoltà i ragazzi. A 23 secondi questo ulteriore drappello, dove abbiamo Samuele Manfredi della Romagnano, Vittorio Cerato e Pietro Locco della Vigor, Sebastiano Enrico dell'Esperia Petalo e Matteo Sacchi della Biringhello, proprio a chiudere questo drappello. Sta per avvenire ormai il ricongiungimento tra questi atleti che vi abbiamo appena ricordato e i 5 contrattaccanti che erano gli immediati inseguitori di Colnaghi, quindi a breve potremo avere un drappello di una decina di unità all'inseguimento di Colnaghi, che quindi comincia a veder complicare la sua situazione. Sono una ventina quindi i secondi di ritardo per questo drappello che sta per andare a ricongiungersi, dove Manfredi sta veramente facendo una bella azione per cercare di riportare sotto i compagni di avventura, con Cerato della Vigor comunque che dà anche il suo contributo. Adesso ragazzi ne approfittano anche un po' per mangiare, per reintegrare, e quindi siamo a i 5 inseguitori hanno ripreso Colnaghi quando mancano circa meno di 5 chilometri alla conclusione, siamo più o meno a 5 km dalla conclusione, quindi si è ricompattata la testa perché i 4 inseguitori hanno ripreso Colnaghi e sono 5 adesso gli atleti al comando, mentre ancora non ce l'hanno fatta a ricongiungersi il drappello un pochino più numeroso che vedevamo ormai a tiro. Evidentemente hanno sviluppato una bella velocità gli atleti all'inseguimento, tanto che hanno ripreso proprio Colnaghi, quindi sicuramente l'atleta della Biringhello ne approfitta per riposarsi. Abbiamo visto adesso il cartello che indica adesso 5 km alla conclusione. È un finale estremamente incerto, con un Colnaghi sicuramente scoppiettante. Adesso è la volta di Tibaldi dell'Esperia che fa l'andatura sulla testa, la sua ruota è Gabriel Parola della Vigor. Provano ad allungare i due atleti, con Tibaldi che chiede il cambio a Parola e non sembra esserci molto accordo tra i due atleti al comando. Una 5-6 secondi il loro vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. Adesso è proprio Parola, che abbiamo detto vittorioso proprio 24 ore prima in Francia, e adesso sembrano aver trovato un accordo i due atleti, con adesso Tibaldi a fare l'andatura e Parola che rimane alla sua ruota, ma si stanno avvicinando gli inseguitori ed è ancora una volta Colnaghi che si sta impegnando in prima persona per riportare sotto tutti gli immediati inseguitori. Infatti è lui il primo che si riporta su Tibaldi e Parola, e quindi si forma questo terzetto al comando e Tibaldi vorrebbe che Colnaghi andasse subito a tirare. Rientra però anche Ascheri, che subito si porta al comando nel tentativo di alzare l'andatura, anche perché gli immediati inseguitori non sono poi così lontani, quindi non si può stare troppo a guardare, anche perché li abbiamo visti proprio con la coda dell'occhio, l'abbiamo visti il drappello degli inseguitori che sono a meno di 10 secondi dalla testa della corsa, quindi è un discorso veramente di
come dire, di cercare di dosare al meglio le forze, ma ormai sono veramente vicini gli immediati inseguitori, anche se al momento non si sono ricongiunti. Quindi vediamo un po' se ce la farà questo drappello a riportarsi sulla testa, o seppure la Coppa Primo Maggio sarà un discorso tra questi atleti che compongono la testa della corsa. Eccolo qua Colnaghi a fare l'andatura con Tibaldi, Parola e Ascheri, questi gli atleti che compongono la testa della corsa. Adesso si controllano un po' anche gli atleti che compongono la testa, perché comunque bisogna anche pensare poi alla conclusione. Adesso è Parola che si è portato a fare l'andatura sulla testa con Tibaldi dell'Esperia che rimane sulla sua scia, e adesso prova proprio ad allungare l'atleta dell'Esperia Petalo, Andrea Tibaldi, sfruttando un attimo di studio tra i suoi compagni, prova ad allungare, ma vediamo che si stanno avvicinando anche gli immediati inseguitori, quindi potrebbe essere un drappello molto più numeroso alle spalle di Tibaldi, e questo potrebbe voler dire ancora più complicato. È Colnaghi il primo a riportarsi su Tibaldi, lo riprende e prova nuovamente ad allungare. L'atleta della Biringhello non ci ha pensato un attimo, ha lasciato sul posto i compagni di avventura quando siamo a 3 chilometri dalla conclusione. Prova ancora una volta Colnaghi ad allungare e comincia a mettere un po' di strada tra lui e i suoi compagni, con Tibaldi che giustamente è un po' più affaticato visto che ha fatto lo scatto pochi centinaia di metri prima, e quindi approfitta un po' delle fasi di studio Luca Colnaghi della Biringhello e insiste nella sua azione. Meno di 3 km alla conclusione, rimane pressoché invariato, mentre la sensazione è che alle spalle si siano ricompattati, quindi anche il drappello un pochino più numeroso si è riportato sulla testa della corsa e noi ci siamo spostati sull'arrivo per gustarci la conclusione. Si sono ricompattati, gruppo compatto sulla testa della corsa, con le maglie della Biringhello schierate ormai per il treno per cercare di impostare la volata, anche se ricordiamo che è una strada che tira e quindi non è una volata tipica, ma anzi una volata un pochino più complicata. Atleti che vanno ad occupare interamente la sede stradale, già lanciata la volata, sono le maglie della Biringhello insieme a quelle della Vigor che stanno sprintando. È un testa a testa tra Colnaghi e Cerato, ma c'è anche Olocco, ma sembra essere la maglia della Biringhello davanti ed è Colnaghi a vincere della Biringhello. Seconda posizione per Vittorio Cerato e terza per Pietro Olocco della Vigor. Quarto Sebastiano Enrico dell'Esperia che va a vincere anche il titolo di campione ligure. Quinto Gabriel Parola della Vigor. Sesto Matteo Barsottelli della Casano. Settimo Niccolò Garibo della Biringhello. Ottavo Emanuele Coppola della Vigor. Nono Omar Marouane della Romagnano e decimo Simone Ascheri della Zero Quadro. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo la classifica della challenge dove il leader è Colnaghi insieme ad Acco. Per quanto riguarda la classifica dei Gran Premi della Montagna, il leader è Ghigino. Per quanto riguarda quella dei traguardi volanti, il leader è Guglielmi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo alle interviste che ha realizzato per noi Giottonelli. Allora Luca, grande vittoria, te la sei meritata davvero, grande, hai fatto una buona parte di percorso in solitudine, lungo la salita hai attaccato, poi in discesa probabilmente sei un po' rilassato, è arrivato Tibaldi, ma alla fine hai trovato lo spunto del grande vincitore. Sì, diciamo che la gara non era iniziata benissimo perché dopo 4 km sono caduto, sono riuscito comunque a rientrare in gruppo anche se all'inizio avevo un po' male il piede, però è passato subito perché poi in gara passa. E niente, poi inizialmente ero già andato in una fuga all'inizio della prima salita, però non c'era collaborazione e siamo stati ripresi in cima alla salita. Poi ho deciso comunque di provarci anche sulla seconda salita dove eravamo inizialmente rimasti in 5, poi a fine discesa è rientrato tutto il gruppo e quindi ho deciso di provare tutto per tutto sull'ultima salita. Ho scollinato da solo con una decina di secondi, in discesa ne ho guadagnati, all'inizio ne avevo una ventina a fine discesa, però era lungo arrivare all'arrivo e il gruppetto dietro mi stava riprendendo e ho deciso di farmi riprendere e di riposarmi. Poi eravamo in 5, non c'era un grande accordo, ci ho provato da solo, poi è rientrato uno dell'Esperia, Tibaldi, a 2 chilometri è rientrato, siamo rimasti assieme fino all'ultimo chilometro dove il gruppo è rientrato poi e sono riuscito comunque a riprendere le posizioni per fare la volata e poi non so neanche io come, però sono riuscito a fare la volata e ho vinto. Hai iniziato una stagione veramente alla maniera dei ragazzi forti, dove vuoi arrivare? Ma iniziare così
È un buon inizio, l'importante è comunque continuare a crescere perché siamo comunque solo juniores e quindi l'importante è continuare a crescere e avere una costanza sulla crescita. Bene, siamo qui con Enrico Sebastiano che ha appena vestito la maglia di campione regionale ligure per la stagione agonistica 2017. Caro Enrico, una maglia di grande prestigio che ti accompagnerà nel corso di tutta la stagione. Sì, devo dire che sono molto fiero di questa maglia e l'anno scorso purtroppo ho fatto secondo dietro alle spalle di Murgano e quest'anno la volevo proprio e ce l'ho fatta. È stata una gara molto dura, soprattutto la seconda salita, è stata veramente tosta. E, ce l'ho fatta e sono molto fiero. Te l'aspettavi questa quarta piazza o speravi di fare qualcosa in più oppure addirittura di non piazzarti nemmeno nei primi 4? No, dopo l'ultima salita, quando mancavano 5 km all'arrivo, mi sentivo bene e speravo appunto di ottenere un buon risultato. Siamo con, si dice sindaco o sindaca? Si dice sindaco, però io preferisco sindaca. Allora, con la sindaca di Santo Stefano Magra, Sisti Paola. Allora, è appena terminata la gara, è stata ancora, come da tradizione, una grande manifestazione che ha raccolto tanto pubblico ma anche tanti ragazzi che si sono già messi in grande evidenza nel corso della stagione e per fortuna è arrivato anche il sole. Sì, non poteva mancare il sole perché questa corsa dura da 68 anni in questo comune. È una corsa storica che ha una storia anche di legame con il territorio, di una comunità sportiva che è anche comunità sociale perché praticano anche solidarietà, oltre naturalmente a curare queste nuove generazioni in uno dei sport che esprimono più generosità di tutti, che è come quello del ciclismo. Bene, voglio dire allora, al termine di questa manifestazione non ci può che essere gioia e naturalmente poi dobbiamo dire l'appuntamento importante per la 69esima edizione. Assolutamente sì, come amministrazione abbiamo intenzione di impegnarci anche in anni difficili dove sempre meno risorse ci sono e quindi siamo costretti a far salti mortali, ma questa tradizione non la vogliamo assolutamente interrompere, credo che arriverà alla 100ª. Riccardo Ambrosini, il presidente della Ponzanese. Siete arrivati in fondo a questa giornata con il sole, per fortuna. Era messa male, Riccardo. A mezzogiorno te lo ricordi? I presupposti erano quelli che fossimo accompagnati per tutta la durata della gara dalla pioggia, mentre invece anticipando a mezzogiorno il temporale ci ha liberato per poter fare una gara in fin dei conti con il tempo buono, il tempo ideale. Poi l'arrivo con il sole è la giusta conclusione. Per quello che ci riguarda come organizzatori la cosa più importante è che sia andata bene la gara, che non si sia fatto male nessuno, che non ci siano stati inconvenienti e questo è l'augurio che abbiamo per le nostre gare e per tutte le altre. Naturalmente tu sei impegnato anche nel comitato provinciale, questa è la seconda gara della Challenge, no? Ci rivedremo a fine maggio a Braccelli nel paese di Aurelio del Rio e speriamo che sia ancora una grande giornata di sport ciclistico degli juniores. Negli ultimi 2 anni il trofeo Aurelio del Rio ci ha regalato 2 bellissime gare, quella dell'anno scorso con una pioggia incessante e quella invece di 2 anni fa con un caldo torrido, non so se ti ricordi, che abbiamo bevuto centinaia di litri di acqua. Questo per dire che prenderemo il tempo che viene, noi siamo attrezzati per correre con tutte le condizioni. Grazie al Presidente della Ponzanese, grazie davvero per la vostra organizzazione e in bocca al lupo per la prosecuzione della stagione e della Challenge soprattutto. Anche perché, come ben sai, il nostro piccolo gruppo è impegnato nell'organizzazione di tutte le gare della provincia di Spezia e a volte ci chiamano anche a dare una mano nelle province limitrofe. Quindi sono contento di avere creato insieme a Taddei e a qualcun altro un gruppo che è così ben amalgamato e stimato.